Buongiorno a tutti, buona domenica, ben ritrovati, domenica che trascorreremo insieme fino alle 13, sono le 12:13 di questa domenica 18 settembre, come sempre insomma noi ci ritroviamo per vedere un po' che cosa sta accadendo, cosa è accaduto a nord-est nelle ultime ore, un po' la cronaca, un po' anche insomma altri temi, la politica, altri temi di attualità, come sempre. Voi insomma immagino siate a casa impegnati, ascoltateci, guardateci fino alle 13 come dicevo, sia per quello che riguarda insomma quello che sta accadendo a nord-est, un po' anche quello che è accaduto. Ad esempio insomma la cronaca come sempre è importante per noi e ci fa spostare nel Trevigiano. Vi do subito questa prima notizia che arriva da Oderzo, dove 3 malviventi con il volto coperto da un passamontagna, uno dei quali armato di pistola, hanno fatto irruzione ieri sera in un locale pubblico di Oderzo, in parte adibito a sala slot. C'erano presenti solo 2 dipendenti e così i malviventi sono riusciti a farsi consegnare 6.000 euro che erano in una cassaforte, poi sono fuggiti per fortuna senza conseguenze. Altro tema di grande attualità è quello che sempre riguarda la cronaca, che è accaduto a Ceggia in provincia di Venezia, un'azienda di Noventa di Piave, dove un ragazzo che stava facendo uno stage, quindi quei periodi che alternano la scuola con chiamiamolo lavoro, in realtà insomma un tirocinio che dovrebbe servire a imparare a lavorare o comunque a seguire quello che accade all'interno delle aziende. Come sicuramente avete sentito, un 18enne ha perso la vita schiacciato da una lastra di cemento, e quindi si è accesa una discussione fortissima su questa tragedia. Ripercorriamo un po' quello che è accaduto e poi sentiremo le reazioni anche. Il papà ha detto che il suo mondo è finito. Papà Enzo e mamma Antonella si sorreggono l'un l'altro davanti ai cancelli dell'azienda di Via Volta, ma il peso da accettare è troppo. Non si può concepire una disperazione così forte. Giuliano De Seta non c'è più, travolto da una lastra di metallo di 2 tonnellate. Giuliano che amava la vita, Giuliano che voleva prendere la patente, Giuliano che frequentava il 5º anno all'ITIS Da Vinci di Portogruaro e a 18 anni appena compiuti cercava già il suo futuro lavorativo. 5° giorno di stage alla BC Service di Noventa di Piave, impresa che si occupa di manutenzione e lucidatura stampi e che qualche anno fa aveva sede nel Trevigiano prima di trasferirsi in Veneto Orientale. Poco dopo le 17, quel rumore e quelle urla. Giuliano si trova da solo in un'area dell'azienda quando la lastra, per cause tutte da accertare, gli cade addosso durante un'operazione di spostamento della pesante struttura, scivolata da un cavalletto. 2 tonnellate sulle gambe, le grida strazianti, l'allarme, i soccorsi del SUEM, ma il 18enne spira poco dopo. Carabinieri, Spisa, il vigile del fuoco, il via vai del dramma. Poi mamma e papà sconvolti. Affidano a un avvocato, amico di famiglia, le prime parole per ricordare Giuliano. È un ragazzo amabile, amato da tutti, aveva un sacco di amici. La famiglia chiede che venga ricordato per come è sempre stato ricordato da tutti quanti, cioè come un bravo ragazzo, un ragazzo a cui tutti volevano bene. Tante risposte da accertare da parte degli inquirenti, dalle fasi dell'incidente alla presenza del ragazzo in quel momento durante un'operazione che poteva comportare rischi. Per ora resta una sola drammatica certezza che apre a una riflessione urgente. La scuola alternanza lavoro è come l'apprendistato che dovresti guardare il tuo collega che lavora, invece non è così. Quindi questa cosa la dobbiamo sicuramente cambiare tutti quanti insieme, perché oggi è capitato a questo, ma domani io ho una ragazza di 17 anni e una di 13, e voi siete sicuramente genitori anche voi. Non si può più andare avanti così. Qua non lo so che cosa è successo. So solo che un ragazzo di 18 anni non torna a casa. Questo non va bene. Giuliano De Seta come Lorenzo Parelli, l'altro 18enne stagista vittima del lavoro nel gennaio scorso in un'azienda di Lanuzzacco in Friuli. Volti di ragazzi tra le croci di un cimitero sempre più grande. Industria 4.0 a che cosa serve se alla sera non arriviamo a casa? Come avete sentito, insomma, come ha ricordato il nostro collega Nicola Zanetti nel servizio, purtroppo non è la prima volta che accade, non è la prima volta che un ragazzo giovane perde la vita.
Sindacati che avete sentito per un attimo, insomma, si stanno mobilitando, si stanno chiedendo cosa è accaduto, sono pronti alla mobilitazione con azioni concrete per chiedere maggiore sicurezza sul lavoro. Quindi sentiamo un po' la situazione per quello che riguarda i sindacati. Maurizio Landini ha convocato una riunione d'urgenza a livello nazionale perché questo tema, che già era all'ordine del giorno in maniera forte delle nostre attività, lo è diventato ancora di più. La mattina dopo l'incidente costato la vita a Giuliano De Seta durante uno stage scolastico in un'azienda di Noventa di Piave, la CGIL nazionale ha convocato d'urgenza un vertice per decidere una presa di posizione forte che dopo un confronto con CISL-UIL dovrebbe sfociare già nei prossimi giorni in un'azione di protesta concreta. In queste ore il rapporto sulla morte dello studente 18enne stilato dai carabinieri di San Donà di Piave e dai tecnici dello Spisal sta per essere trasmesso alla Procura di Venezia. L'area dell'incidente rimane sotto sequestro, mentre gli inquirenti stanno svolgendo ulteriori accertamenti e ascoltando i dipendenti presenti in azienda al momento della tragedia. Noi abbiamo bisogno di qualificare le aziende in cui i ragazzi vanno a fare alternanza scuola-lavoro. Dobbiamo qualificarle e certificare la qualità di queste imprese e della salute e sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro. Dobbiamo farlo, dobbiamo anche lavorare sui tutor aziendali perché diano un supporto vero, e poi dobbiamo ricordare che l'alternanza non è lavoro. I ragazzi non possono essere lasciati soli a lavorare su macchinari, a lavorare con dei materiali pericolosi. La scuola veneta in lutto, ha detto la direttrice dell'ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo, e si stringe forte in un abbraccio con la mamma, il papà e il fratellino di Giuliano. Intanto in mattinata a Roma un centinaio di studenti ha partecipato indossando dei caschi da lavoro ad un flash mob di protesta indetto dalla rete degli studenti medi davanti al Ministero dell'Istruzione. Pensavamo che le morti di Lorenzo Parelli e di Giuseppe Lenocci fossero sufficienti a riaprire una discussione seria sulla sicurezza e sul rapporto tra scuola e lavoro, hanno affermato. Così non è stato. Un'azione di protesta analoga si è svolta anche a Mestre, all'incrocio tra via Sansovino e via Forte Marghera, davanti all'ufficio scolastico regionale, organizzata dal Fronte della Gioventù Comunista e dagli studenti delle superiori. Dobbiamo capire quali iniziative per far tornare questo tema all'ordine del giorno. Io credo che non sia sufficiente il comunicato, la denuncia, dobbiamo confrontarci e fare azioni concrete per cambiare le cose. Stiamo ragionando, appunto con CISL-UIL ci confronteremo nei prossimi giorni, sicuramente ci saranno anche azioni di protesta. Sono le 12:20, Focus con voi fino alle 13, ve lo ricordo, ancora un po' di cronaca però prima magari di cambiare argomento e andare su qualcosa di più leggero. Due notizie di cronaca, una è proprio recente, è di ieri sera, arriva dall'altopiano di Asiago, dove un 27enne per salvare il proprio cane è caduto lungo una scarpata, rimanendo ferito, è scattato l'allarme ed è stato salvato dagli uomini del soccorso alpino che sono intervenuti a Velo di Lusiana, dove questo ragazzo di 27 anni di Marostica si era fatto male. In pratica il cane era caduto in questa ripida scarpata e il giovane aveva cercato di scendere per aiutare, per salvare il suo cane, una femmina di Doberman, ma insomma è scivolato anche lui, ha fatto un volo di 7-8 metri. Per fortuna con lui c'era una ragazza che ha dato l'allarme e quindi sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino che l'hanno caricato sulla barella e trasportato poi all'ambulanza e hanno recuperato e salvato anche il cane. E invece nell'Alta Padovana, a Fontaniva, una brutta avventura per una donna che stava passeggiando, diciamo così, a cavallo lungo il Brenta. Sentiamo cosa è successo. Era in sella al suo cavallo in riva al Brenta quando lei e il suo quadrupede sono stati attaccati da una dozzina di cani allo stato brado. È successo a Fontaniva. La fantina è stata quasi disarcionata dal suo cavallo che per lo spavento l'ha fatta finire contro un albero. L'episodio è di qualche sera fa. I cani sarebbero di proprietà di una famiglia rom accampata negli spazi verdi del Brenta. Il fatto non sarebbe sporadico, ci sarebbero altre denunce di persone in bicicletta o a piedi spaventate perché quasi azzannate da quei cani. Fatti segnalati alle forze dell'ordine e in municipio a Fontaniva perché l'area non è più sicura.
Cani molesti, anche questi sembra di proprietà di rom, perfino aizzati contro i passanti che si lamentano, sono segnalati inoltre subito dopo il parco Brentaviva. C'è stato maltempo nei giorni scorsi, negli ultimi 2 giorni, insomma grandinate, un po' a macchia di leopardo nel nostro nord-est, danni anche a Trieste, ogni tanto andiamo anche in Friuli Venezia Giulia, grazie ai nostri colleghi di Tele4, con danni da bora, perché a Trieste sapete c'è questa caratteristica, con 45 interventi dei vigili del fuoco, alberi e rami caduti, cornicioni pericolanti, insomma pompieri che hanno davvero avuto il loro da fare. Vediamo un po'. Rami spezzati e portati via dal vento, alberi pericolanti o caduti finiti in mezzo alle strade, imposte da rimettere in sicurezza e cornicioni divelti, ma anche tegole dei tetti cadute. Sono stati 45 gli interventi dei vigili del fuoco di Trieste tra stanotte e stamattina per il maltempo. La bora e la pioggia hanno iniziato a imperversare nella notte. Il forte vento, con raffiche che hanno superato i 70 km/h e le precipitazioni, hanno favorito un brusco calo delle temperature. La colonnina di mercurio si è abbassata di una decina di gradi e allora possiamo dirlo, l'estate è finita con qualche giorno di anticipo. Ecco che in Piazza Unità si respira già l'autunno, con triestini e turisti a lottare per tenere saldo l'ombrello ed evitare che voli via. Via magliette e pantaloncini e si torna a indossare impermeabili e giubbotti più pesanti per far fronte al calo della temperatura che oggi si attesta sugli 11 gradi. Il sole e il caldo diventano un ricordo, spazio piogge e bora forte. Dei 45 interventi totali dei pompieri, 35 chiamate sono arrivate in nottata, altre 10 questa mattina. Tra le operazioni più complesse, quella di rimozione di un albero spezzato rimasto appoggiato ai cavi elettrici e la rimozione di un albero caduto in mezzo alla strada a Muggia e uno sulla carreggiata in via Santa Maria Maddalena a Trieste. Così durante l'ultimo giorno di allerta meteo gialla. Da domani di nuovo sole, ma le temperature estive non torneranno, con il termometro che segnerà le minime a 11 gradi e le massime a 20. Situazione un po' comune, ecco, a tutto il nord-est è questa del calo di temperature, ma insomma per fortuna ancora sole presente, anche se come si diceva nel servizio l'estate ormai con le sue temperature alte è finita. 12:25, ci fermiamo solo per un attimo, poi torniamo a parlare di neve addirittura. Sono le 12:29, ben rientrati in studio con noi, domenica 18 settembre e il nostro consueto appuntamento con Focus a ora di pranzo per insomma stare aggiornati su quello che accade. Se siete stati attenti, prima della pausa vi ho detto che saremmo rientrati parlando di neve, infatti è arrivata la prima neve sulle Dolomiti e la prima neve in assoluto si è vista sulla Marmolada, infatti ecco la calo, situazione eccolo qui. Con la neve che è arrivata per il calo delle temperature, le perturbazioni che sono arrivate in queste ore ed ecco i primi fiocchi, la quota neve è scesa fin sui 2000 metri, quindi neve a 2000 metri e anche più in basso in certi momenti, circa 3 centimetri quella che si è accumulata, e Cortina, Cima Predazzo, Falcade, Ravalles, insomma varie località in cui invece la neve è arrivata fino a 10 centimetri, strati sottili sui passi Falzarego, San Pellegrino, Fedaia e Pordoi, però sono tutti casi in cui non ci sono poi stati problemi gravi, per fortuna, per quanto riguarda la viabilità, però insomma la neve dunque è arrivata. Adesso ci occupiamo di politica, ci trasferiamo a Bassano e andiamo a capire cos'è accaduto in queste ore, perché 60 anni fa nasceva l'Unione delle Proloco ed è una nascita che avvenne proprio a Bassano. Allora a questo compleanno la festa, ma anche insomma mancava qualcuno, vediamo chi. Proloco italiane decidevano di farsi associazione, anzi unione, per dare più forza al lavoro di migliaia di volontari. Il battesimo del sodalizio è avvenuto, e questo forse non tutti lo sanno, proprio a Bassano del Grappa, nello studio del notaio Grispigni Manetti. E poche ore fa, nell'assemblea regionale delle Proloco, durante la quale sono stati celebrati i 60 anni dell'associazione, Bassano ha avuto un ruolo fondamentale.
Ecco, forse un po' meno che fondamentale, anzi, diciamola tutta, fra i sindaci presenti mancava proprio quello di Bassano del Grappa. Nessuno ha visto Elena Pavan alla festa di Sandrigo, dove erano presenti decine di sindaci da tutto il Veneto per un avvenimento così importante. C'erano Germano Racchella per Cartigliano, Matteo Mozzo per Marostica, Luigi Pellanda di Tezze e Morena Martini di Rossano Veneto, oltre a molte altre fasce tricolori. E la Pavan? Niente, non pervenuta. Per ovvi motivi non c'era neppure il suo vice Roberto Marin, che ha dato le dimissioni pochi giorni fa e il cui posto è ancora vacante. Ma a meno che non ci fosse un consigliere comunale nascosto in sala, di Bassano non c'era proprio nessuno. E per dirla ancora tutta, a un evento del genere dovrebbe andare almeno un rappresentante della giunta. E quindi direte voi, quindi ancora una volta Bassano esce dalle dinamiche di territorio, anche quando avrebbe più diritto a essere presente e a avere un ruolo di guida e di faro. Invece la presenza di Elena Pavan è stata evanescente a dir poco anche in questo caso, e l'assenza è stata notata e chiacchierata da molti colleghi di ogni schieramento politico. Chissà, forse a Bassano qualcuno avrà fatto il ragionamento ben espresso in questo vecchio film. Che dici, vengo? Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente. 12:33, abbiamo parlato di neve, parliamo ancora di neve, però un po' per commentare quello che sta accadendo, quello che potrebbe essere la stagione che arriva. La neve è caduta sulle montagne del Bellunese, ma anche sull'altopiano, ma poi ne parliamo. Per Valeria Ghezzi, presidente dell'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari, è una nevicata psicologica, così viene definita. A preoccupare per la prossima stagione invece sono gli aumenti dell'energia elettrica, perché ci sono degli impianti addirittura a rischio che potrebbero decidere di non riaprire. Sentiamo. Per affrontare il caro bollette credo che quest'anno la cosa migliore sarebbe veramente una bella nevicata nel mese di novembre, che ci metterebbe al sicuro dal dover fare tanta neve, perché questo sarà il problema del prossimo inverno. Ormai il costo dell'energia è fuori controllo e per far neve purtroppo ci vuole tanta energia. Guardi, io le faccio un esempio concreto fatto sulla mia azienda: 12.000 euro di bolletta nel luglio del 2021 sono diventati 36 nel luglio 2022. Il preventivo che abbiamo fatto è che un'azienda che oggi spende 300-400 mila euro di energia, domani ne va a spendere sul 1,2 milioni. Questo rischia di essere un problema per le stazioni più piccole, che veramente non avranno l'economicità sufficiente per aprire. L'impegno del prossimo inverno non è solo altissimo, tengo anche a dire che non va a riflettersi sul prezzo degli ski pass, perché saremmo fuori mercato se lo facessimo. L'aumento degli ski pass assorbirà, diciamo, l'inflazione, e neanche del tutto, perché abbiamo aumenti che si situano tra il 5 e il 10-12%, ma certamente non il prezzo dell'energia, che è aumentato in una percentuale che va dal 300 al 500%. Cifre pazzesche, davvero, sembrano cifre incredibili, e tutte le difficoltà di chi fa impresa, oltre ovviamente anche a quelle delle famiglie. Però insomma, qui ci eravamo un po' concentrati con il servizio di Francesca Bozza su quello che riguarda le imprese, in particolare quelle sciistiche. E chiudiamo la pagina sulla neve, perché anche sull'altopiano di Asiago a quanto pare sono già arrivati i primi fiocchi. L'estate, che sembrava non voler finire mai, ha fatto le valigie, lasciando frettolosamente il posto all'autunno. In altopiano si è vista già la prima neve, con un crollo delle temperature che ha portato la colonnina di mercurio attorno ai 6 gradi in molte località del comprensorio. I fiocchi sono scesi invece sui rilievi più alti, e già in mattinata i gestori della Malga Larici di Sotto hanno pubblicato sui loro social le foto del portule ammantato di bianco. La neve è arrivata anche sul Verena, pur senza riuscire a creare un manto candido, ma sono chiari segnali che l'ondata di caldo e siccità che ha attanagliato per lungo tempo l'altopiano dei 7 comuni potrebbe essere davvero finita.
L'arrivo del maltempo e l'abbassamento delle temperature potrebbe inoltre scombinare i piani di molte malghe, dato che più di qualcuno aveva deciso di rimanere in alpeggio fino alla prima o alla seconda settimana di ottobre per approfittare della qualità dell'erba ancora presente in altura. Ora però tutto è cambiato e la stagione delle malghe potrebbe finire anzitempo per lasciare il passo all'autunno con i suoi colori, il suo foliage e il suo indotto turistico molto importante per tutto il territorio. Da Venezia una notizia di cronaca che è anche un po' incredibile, se vogliamo, perché parliamo di una signora finlandese che si era persa 20 giorni fa mentre era in visita a Venezia con il marito. Questa donna di 70 anni è stata trovata a Padova dopo 20 giorni, si era persa nelle calli, lungo le calli di Venezia, il marito aveva denunciato la scomparsa, la signora soffre anche un po' di disturbi di memoria, lui ha aspettato che le ricerche dessero un esito, non l'hanno trovata. Il marito è tornato in Finlandia in attesa di sviluppi e appunto l'altra sera, quindi dopo 20 giorni, una pattuglia dei carabinieri ha notato questa signora che dormiva sul marciapiede a Padova, quindi non più a Venezia, e insomma sono riusciti ad avvicinarla, a parlarci e hanno capito che c'era qualcosa che non andava. La signora poi in qualche modo è stata identificata anche se non aveva documenti, il marito è tornato dalla Finlandia in Italia per accompagnarla poi a casa e insomma c'è stata questa lieto fine, però in questi 20 giorni non si sa come la signora abbia vissuto e dove sia stata. E adesso cambiamo completamente argomento, andiamo a Vicenza, vi raccontiamo di un progetto abbastanza particolare, unico si può dire, per asfaltare le strade di Vicenza. Tra l'altro richiesta quella dell'asfaltatura che anche noi di Rete Veneta con la nostra redazione di Vicenza abbiamo portato avanti a lungo in questi anni. Ecco la risposta del sindaco. Le strade sì, ecco, quelle un pochettino magari da metterle a posto sì, da asfaltare sì. L'asfaltatura sarebbe una roba che merita. Le strade già tutte messe male. Marciapiedi, strade sistemate sicuramente sì. Primo obiettivo, asfaltare le strade di Vicenza. È la missione che i cittadini affidano al sindaco da quasi tutti i quartieri. Noi di Rete Veneta, che da anni diamo voce ai vicentini, sappiamo bene che l'asfaltatura delle strade e la cura dei marciapiedi è la prima richiesta in assoluto, un'esigenza prioritaria. Francesco Rucco, al momento della sua elezione, aveva assicurato una sistemazione di tutti i quartieri e adesso bisogna dargli atto che le promesse si stanno trasformando in fatti, con un piano senza precedenti che prevede il lifting di strade e marciapiedi. È un piano importante dove vede la priorità di strade e marciapiedi. Anche i marciapiedi sono oggetto di richiesta e stiamo facendo moltissimi interventi direttamente come comune ma anche come MCPS. Sul punto strade abbiamo investito il bilancio 6 milioni e mezzo di euro, quando in passato mediamente si utilizzava una somma intorno al 1 milione di euro, già questo anche durante gli anni della precedente amministrazione, e abbiamo scelto addirittura, lavorando con le aziende che fanno i sottoservizi come Viacqua e Vireti, la volontà di ripristinare i manti stradali portando addirittura gli investimenti a 9 milioni, quindi 6 milioni e mezzo del comune e 2 milioni e mezzo poi di queste società di sottoservizi che riguardano sempre il comune di Vicenza. E quindi un piano straordinario che vedrà già nelle prossime settimane il completamento, fino a quando le temperature lo permetteranno, di altri interventi stradali. Via Aldomoro ne è un esempio, ma anche da marzo a giugno 2023 interventi straordinari in tutti i quartieri, dove siamo già andati in questi mesi anche estivi, ma torneremo a fare molti interventi in molte strade di quartiere. La principale in quel periodo sarà quella di Via Quadri, che da Viale Trieste fino a Via Fusinieri è in pessime condizioni e quindi verrà riasfaltata. Gli interventi su strade e marciapiedi da est a ovest di Vicenza riguardano Viale della Scienza, strada Pasubio, strada Marosticana, strada di Bertesina e vie limitrofe, dal centro storico ai quartieri più periferici. Zone dove noi di Rete Veneta in questi anni abbiamo continuato a raccogliere la voce dei residenti per portarla al sindaco. Ci sono voluti i tempi burocratici, ma oggi possiamo dire che non dappertutto i lavori dovranno andare avanti, ma in molti quartieri, in tante strade, la missione è compiuta o si sta compiendo.
Sì, Rete Veneta è stata assolutamente sostenitrice delle iniziative, grazie anche al contatto diretto che ha con i cittadini. La ringrazio di questa sollecitazione, stiamo lavorando anche per dare risposta alla città e a chi poi se ne fa portavoce anche con l'amministrazione. Questo è quello che è accaduto a Vicenza, dunque tutta la storia un po' di questo progetto che ci ha raccontato la redazione di Vicenza. Noi ci fermiamo solo per un attimo, sono le 12:41, torniamo tra pochissimo. Sono le 12:46 di domenica 18 settembre, ancora un quarto d'ora circa insieme, facciamo in tempo a darvi ancora tante notizie in questo quarto d'ora, a partire dalla cronaca, perché ieri sera a Oderzo, in provincia di Treviso, 3 malviventi col volto coperto da passamontagna hanno fatto irruzione in un locale pubblico, appunto di Oderzo, che in parte è adibito a sala slot. C'erano 2 dipendenti, sono riusciti a farsi consegnare circa 6.000 euro contenuti in una cassaforte, poi sono fuggiti, per fortuna nessun ferito, però insomma la rapina c'è tutta. E ci spostiamo adesso a San Zenone degli Ezzelini, perché il comune è in festa perché è stato inaugurato il nuovo municipio e la nuova sala del Consiglio, e quindi insomma c'è naturalmente di che essere orgogliosi per i cittadini. Si riparte con la riqualificazione, la ristrutturazione del municipio. Oggi lo inauguriamo dopo gli avvenuti lavori ed è davvero un momento importante, perché ripartiamo proprio da qui anche per la riqualificazione di tutto il nostro centro, perché da qui ripartiranno anche i lavori della riqualificazione della parte sud, della parte nord, di tutto il centro di San Zenone, per cui è davvero questo un momento importante nel quale diamo il via a un nuovo momento per la nostra comunità. È una San Zenone degli Ezzelini in festa quella che partecipa all'inaugurazione del nuovo palazzo comunale, che porta in dote anche il ritorno a casa della sala consiliare. Lasciati gli spazi in Barchessa di Villa Rubelli, la nuova sala è stata intitolata a Pier Giorgio Rebesco, scultore e pittore di altissimo spessore, proprio nel palazzo comunale messo in sicurezza e riqualificato. Diciamo che l'ho presa molto a cuore questa ristrutturazione, diciamo che la vedo un po' come casa mia, come casa di tutti i nostri cittadini, per cui l'ho seguita passo per passo assieme ai tecnici, assieme a chi ci ha lavorato dietro, che sono davvero tantissime persone che dobbiamo sempre ringraziare, ed oggi quindi l'emozione è davvero grande. Per suggellare il momento si è tenuto un consiglio comunale nella nuova sala consiliare, ma l'amministrazione ha già lo sguardo puntato sui prossimi interventi che interesseranno il comune. Si tratta dell'area sud che era sempre stata abbandonata, purtroppo c'erano insomma delle situazioni da risolvere che stiamo pian piano sistemando e risolvendo. Abbiamo già preso un primo contributo per fare una nuova piazza che abbiamo detto che la chiameremo Piazzetta del Donatore, e sarà proprio intitolata al donatore nel momento in cui verrà realizzata, e quindi si riqualifica tutta la parte sud, visto che adesso anche l'entrata del municipio non è più dalla parte nord ma è dalla parte sud, e dopo siamo in attesa, abbiamo già ricevuto il primo contributo e siamo in attesa che si risolvano le cose per fare proprio la rotatoria qui in centro a San Zenone e quindi risolvere anche il problema della viabilità del nostro centro. Tornando al nuovo palazzo municipale, è stato anche introdotto un nuovo corpo scale e un ascensore che consente ora di accedere ai 2 piani superiori con facilità, in particolare per chi ha difficoltà motorie. Bene, novità dunque a San Zenone degli Ezzelini. Adesso andiamo a Vicenza, cambiamo argomento, parliamo di solidarietà, perché ai tempi del caro bollette si passa dal caffè sospeso al pane sospeso. Luisa Bertini ci racconta di questo cesto del pane invenduto che viene lasciato fuori dal panificio ogni sera per chi ne ha bisogno. Pane invenduto per chi ne ha bisogno. La scritta che campeggia sul cestone fuori dal negozio, che ogni sera si riempie di filoni e rosette e torna vuoto il mattino successivo. Io l'ho fatto con lo spirito di voler aiutare la popolazione in questo momento in cui insomma c'è necessità. Una volta c'era il caffè sospeso,
Covid e lockdown ci hanno abituati ad altri generi alimentari sospesi, cioè lasciati fuori dai negozi perché chi bisognoso, grazie alla generosità di altri cittadini, potesse prenderli. Tema che resta di attualità, ma stavolta per un'altra emergenza, quella relativa al caro vita in generale, alle bollette che affliggono le famiglie. E allora chi può mette, anche per chi non ha la possibilità di comprarne di tasca propria. E con questa filosofia la panificatrice in strada del Tormeno, oltre che per evitare che si sprechi il pane invenduto, lo lascia ogni sera fuori dal negozio affinché chi ha bisogno non sia nella condizione di chiedere, ma abbia direttamente la possibilità di prendere, mantenendo l'anonimato. È il pane che viene avanzato a fine giornata e di cui ovviamente non abbiamo possibilità di recupero. E in buona sostanza ho pensato che piuttosto che gettarlo, avevo già chiesto alla collettività tra i miei clienti se c'era qualcuno che avesse delle necessità, ma ovviamente ho trovato, come dire, anche un po' di resistenza, paura a dire sì, c'è qualcuno in difficoltà. Per cui ho detto, sai che c'è Sveva, mettiamo il cestone e proviamo a vedere se la mattina il cestone è vuoto, ed è andata così, il cestone la mattina è vuoto. Io spero insomma che chi lo raccoglie sia chi ha veramente bisogno. Bella iniziativa, complimenti a questi commercianti. Adesso parliamo di lavoro sotto un'altra veste, però ci spostiamo a Belluno, che come sapete è un territorio difficile anche per gli spostamenti, per tutta una serie di problemi logistici. E allora i sindacati cosa hanno deciso di fare? Un'iniziativa un po' singolare. Praticamente con un camper girano la provincia e raggiungono i lavoratori che hanno bisogno evidentemente di assistenza direttamente nella loro sede dove lavorano. Sentiamo. In tour per affrontare i problemi dei lavoratori del turismo. La Filcams CGIL sceglie il camper e partendo dal capoluogo lo porterà nelle principali località della montagna bellunese. Un camper per dare risposte ai lavoratori del turismo legate all'applicazione dei contratti e ai diritti che questi lavoratori hanno, pur avendo molto spesso contratti stagionali di breve periodo. La parte alta della provincia nostra, la zona del Cadore a Gordino, ma anche bellunese, ha avuto quest'anno dei numeri importanti rispetto all'attivazione dei contratti. Siamo un più 6,2% rispetto al 2019, che è stato un anno d'oro per il Veneto dal punto di vista turistico. Vuol dire che l'attivazione dei contratti, le persone sono arrivate a visitare le nostre montagne, il servizio è stato dato e i lavoratori hanno lavorato. A fine stagione bisogna verificare se le condizioni contrattuali sono state effettivamente applicate. Contratti non sempre rispettati, lavoro nero e grigio, preoccupazioni per il caro bollette in vista delle riaperture per la stagione invernale, difficoltà a volte a far incontrare domanda e offerta tra datori e lavoratori. I problemi sul terreno e che il sindacato si propone di affrontare sono tanti. È forse cambiato la mentalità e l'atteggiamento di quei lavoratori stagionali. Il lockdown, le chiusure legate alla pandemia hanno aperto ad un esodo anche dei lavoratori stagionali verso l'industria. È chiaro che quei lavoratori non tornano più indietro e da qui può esserci la difficoltà, però c'è la possibilità di recuperare il personale, bisogna che anche albergatori, imprenditori si mettano in testa che forse qualche condizione va cambiata. Sono le 12.53 di domenica 18 settembre, siamo a Focus, abbiamo visto questa iniziativa a favore dei lavoratori del Bellunese, adesso andiamo a Padova per parlare di medici, perché c'è stata la giornata del medico con dottori a confronto, soprattutto sulle categorie che sembrano un po' più a rischio, cioè i giovani e gli anziani. Il medico nella città, inclusione e coesione sociale. Riflessioni. A rifletterci su si sono messi i medici chirurghi e odontoiatri dell'Ordine Provinciale di Padova. Hanno coinvolto anche il capo della Procura, Antonino Cappelleri, e tutte le forze dell'ordine. La coesione sociale, secondo i medici di base padovani, è carente verso i giovani per primi, anche alla luce di gravi fatti che li hanno riguardati di recente in Piazza Duomo a Padova, oppure a Desenzano o a Napoli. Che ci hanno fatto preoccupare dal punto di vista medico per la mancanza di inclusione degli adolescenti dentro la società, che li fa sentire estranei, perché questi fenomeni
fenomeni non sono soltanto di giovani immigrati o figli di immigrati, ma anche di ragazzi italiani. Queste devianze sociali poi si trasformano anche in patologie, perché abbiamo tutta una serie di patologie psichiatriche, non solo, che interessano questi ragazzi e interessano anche la famiglia. Giovani con molti meno luoghi di aggregazione, di ritrovo e di confronto che li facciano crescere, dicono i medici. E anche gli anziani sono sempre più disorientati e in difficoltà economiche. Come farete a dare una mano a queste due fasce di età se siete sempre di meno? E questo è uno dei grossi problemi, non solo siamo sempre di meno ma sempre più impegnati. Infatti quello che noi chiediamo al sistema, alla Regione, è di affiancarci nel nostro lavoro da infermieri, da operatori sociosanitari e anche alla bisogna da psicologi e fisioterapisti. Torniamo alla cronaca, torniamo in provincia di Treviso, dove un sindaco ha trovato una siringa conficcata in una panchina dove giocano i bambini. Ha detto: chiuderò l'area per la notte, mentre a Pieve del Grappa, sempre nel Trevigiano, i carabinieri hanno denunciato un 19enne spacciatore e segnalato 3 giovani clienti. Vediamo un po' cosa è successo. I parchi sono diventati mete preferite di spacciatori e assuntori di stupefacenti, parchi dove di giorno vanno a giocare i bambini. A Follina è lo stesso sindaco Mario Collette che gira fra le aree verdi per verificare che tutto vada bene. Ieri al parco comunale Whitfeld ha trovato una siringa conficcata in una panchina. Questa mattina ha scritto un post sul suo profilo Facebook: ho trovato un pandemonio creato probabilmente giovedì sera, salami, pane, 4 o 5 birre ancora da aprire ed una siringa conficcata nello schienale di una panchina. Una mamma mi ha riferito che era stata trovata da un bambino nel pomeriggio di ieri ed aveva cercato di mettersi in contatto con il comune, ma data l'ora non c'era più nessuno. Lo sdegno del primo cittadino che ora sta pensando a delle soluzioni: chiudere il parco nelle ore notturne, ma il rischio è che saltino il cancello, oppure chiudere il parco elettrificando gli ingressi. Il sindaco, fra l'altro, ha fatto richiesta di usufruire di un bando per ottenere dei fondi e mettere un impianto di videosorveglianza sull'intero territorio comunale. Non solo, nei pressi del parco è stata posizionata una fototrappola. Adesso, dice, controlleremo se quella sera si è riuscita a catturare qualche dettaglio per risalire all'identità dei responsabili. Ed ancora, questa volta a Pieve del Grappa, nel parchetto di via San Pancrazio, i carabinieri hanno fermato alcuni giovani a bordo di un'auto. Si trattava di 3 cittadini di nazionalità marocchina, uno dei quali, un 19enne individuato come il presunto spacciatore, trovato in possesso di dosi di cocaina e hashish e 900 euro in contanti. Il giovane è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli altri 2 soggetti, controllati, un minorenne ed un 30enne, trovati in possesso di ridotti quantitativi di droga, sono stati segnalati all'autorità amministrativa. Ed ancora a Conegliano, controlli a tappeto da parte della polizia. Numerosi sono stati gli interventi per consumo di sostanze stupefacenti e sequestri di droga. Denunce e sequestri sia in centro a Conegliano che nelle zone limitrofe. 12.58, ancora 2 notizie. Una ve la do io perché proprio delle ultime ore, ieri sera sull'altopiano di Asiago, un giovane è scivolato per cercare di salvare il cane che era caduto in un crepaccio, una femmina di Doberman, ma questo ragazzo di 27 anni di Marostica si è fatto male perché è scivolato anche lui, ha fatto un salto di circa 7 metri, per fortuna la ragazza che era con lui ha chiamato i soccorsi e il soccorso alpino ha salvato il ragazzo e recuperato anche il cane. Questo è accaduto, dicevo, ieri sera a Velo di Lusiana. Invece, insomma, vi ricordo l'importanza di segnalarci di servizi o qualunque situazione che volete che poi noi approfondiamo. Un nostro telespettatore, siamo a Bassano, ci ha segnalato una situazione particolare in via Pusterla. Ecco il suo video e la sua denuncia. Questa è via Pusterla, questo dovrebbe essere il pedonale in cui qualcuno difficilmente cammina e allora abbiamo le macchine che arrivano a tutta velocità perché è una scorciatoia dall'ingorgo del centro, la gente che cammina non può camminare perché, come ben vedete, è un problema per un 20 metri e poi parte ed è tutto quanto a posto per il resto fino in fondo.
Ecco, quindi video, segnalazione, la cronaca anche di quello che vedeva, ottimo contributo da parte del nostro telespettatore che ha chiamato Rete Veneta, ha segnalato quello che stava accadendo, questo disservizio. Noi siamo arrivati alla fine però nel frattempo, perché sono le 13 in punto, quindi vi ringrazio di essere stati con noi, vi auguro una buona domenica, buon pranzo naturalmente, buon pomeriggio con noi, con Rete Veneta, poi ci rivediamo questa sera per i nostri notiziari. Grazie, arrivederci.